Questo, cari amici, è l'orrendo spettacolo che si presenta ai nostri occhi quasi di fronte a casa mia. Ho appena fatto 100 metri e lo sconcio si mostra in tutta la sua tremenda realtà. Le pale eoliche, forse tra le prime costruite in Sardegna tanti anni fa. Questo scempio non risale all'anno scorso, ma a tanti anni fa. Evidentemente un sindaco corrotto aveva permesso alle multinazionali di procedere a fare uno scempio come questo. Le pale eoliche che deturpano il bellissimo paesaggio che mi sta di fronte e tutta la costa prospiciente. Questo, cari amici, è ciò che il futuro ci sta riservando qui in Sardegna, ma noi non lo permetteremo, perché la Sardegna non si tocca. In Sardegna non vogliamo queste schifezze. Questa registrazione la sto facendo in questo momento, che sono circa le 13 di mercoledì 18 settembre. Una bella giornata di sole e un panorama rovinato dalle pale eoliche. 2 giorni fa, cari amici, si è tenuta a Cagliari una grande manifestazione. Io non ne sapevo niente e non ho potuto partecipare, ma c'era una folla immensa ed era presente anche Red Ronnie. E l'argomento in discussione cos'era? Le pale eoliche, questo scempio che i nostri governanti nazionali e regionali ci stanno preparando. L'installazione di migliaia di pannelli fotovoltaici, di migliaia di pale eoliche altissime e orrende da vedersi. Questo è lo scenario che si apre nel prossimo futuro qui, nella nostra terra, che è di una bellezza incontaminata, una bellezza che tutti da ogni parte del mondo vengono a vedere e che non verranno mai più quando impianteranno questi mostri eolici, perché rovineranno completamente il nostro bellissimo paesaggio. Di chi è la colpa? A sentire i politici, i governanti, eccetera, non è di nessuno. È una cosa misteriosa. Io so bene, mi risulta, che l'attuale governatrice sarda qualche anno fa abbia firmato lei con la propria mano il protocollo per avviare questo scempio quando era ministro con quel partito voto a perdere di Di Maio, i 5 Stelle, e che adesso per nostra sfortuna guida la Sardegna con gli arcobaleno.
Immaginatevi un po' lo scenario che si prospetta davanti a noi, con l'invasione delle multinazionali a metter su centinaia e migliaia di pale eoliche e a imbottirci il substrato sociale con degli autentici pervertiti che stanno mettendo le mani ovunque in suolo sardo a presidiare tutte le istituzioni, il nostro bel patrimonio musicale. Se le notizie che mi giungono non sono sbagliate, le stanno affidando a dei pervertiti conclamati, gente buona a nulla, e gli stanno dando questi prestigiosi incarichi perché sono alla guida della lobby sarda dei gay pervertiti. Queste non sono mie invenzioni, è nella realtà dei giorni che stiamo vivendo qui in Sardegna, tra pale eoliche e pervertiti. Dove andremo a finire? Noi vogliamo una terra libera da queste mostruosità. Non vogliamo né pale eoliche né pervertiti. Noi vogliamo una Sardegna sana, una Sardegna come la ricordiamo in tutti i tempi. E ce ne sbatte altamente di questa Europa, guidata da una pazza che pensa solo ai suoi interessi personali, gestendo i nostri soldi come cavolo vuole lei. Un'Europa da smantellare dalle radici, un Occidente che sta facendo brutte figure di fronte ai BRICS tutti i giorni. Quindi la realtà che noi dovremo affrontare a breve sarà quella di ricostruire la Sardegna come era alle origini, l'Europa come l'avevamo pensata 40 anni fa, non come adesso. Noi tutte queste cose le dobbiamo cambiare, cari amici. Nulla resterà dei piani organizzati da questa gente di cui non abbiamo bisogno, né noi sardi, né l'Italia, né l'Europa. Noi dobbiamo fare piazza pulita e tornare alla moralità sana di altri tempi, quando, ritornando al discorso della musica, le piazze erano entusiasticamente piene di spettatori. Perché? Perché la musica era sana. Ai vertici di questa musica non c'erano i pervertiti di oggi. Ecco, noi dobbiamo tornare a quella condizione. Noi dobbiamo tornare ad avere una Sardegna meravigliosamente bella e che non faccia scappare i turisti con pseudo artisti stonati sui palcoscenici o orrendi mostri eolici sulle nostre colline, le nostre pianure e le nostre montagne. Questa è la Sardegna che vogliamo e questa è la Sardegna che avremo. Arrivederci.